Siamo in presenza di un'offensiva che non ha uguali nella storia sociale del nostro Paese. La Confindustria da un lato, la Fiat, un grande gruppo multinazionale dall'altro, hanno deciso di smantellare i fondamentali diritti dei lavoratori. La prima operazione che hanno condotto è stata un'operazione contro il contratto nazionale di lavoro. Punto importantissimo della solidarietà tra i lavoratori italiani, con l'accordo separato in Fiat è saltato, in precedenza la stessa Confindustria aveva tentato proprio un'operazione analoga, introducendo il concetto di deroghe al contratto, quindi un contratto che poteva essere firmato ma poteva anche essere derogato nelle singole aziende. Questa operazione che la Fiat ha condotto è un'operazione brutale. Dice sostanzialmente che dalla crisi si esce con meno diritti. Per la prima volta nella storia del Novecento e nella storia successiva, in sostanza si contrappone nel nostro Paese la possibilità di lavorare e di lavorare insieme ai diritti. In sostanza i diritti diventano per l'impresa un ostacolo alla possibilità di crescita e di sviluppo. E non solo si cancella il contratto nazionale, ma si cancella anche il diritto alla rappresentanza nei luoghi di lavoro. E cancellando il diritto di rappresentanza nei luoghi di lavoro, sostituendo la elezione dei delegati eletti dai lavoratori con la nomina di rappresentanti voluti dalla Fiat e nominati dalle organizzazioni sindacali, si introduce anche un elemento fortemente arbitrario, che è quello, insomma, di rappresentanti sindacali in fabbrica, possiamo proprio dirlo, voluti dal padrone. Decide il padrone in sostanza come devono essere rappresentati i lavoratori dentro gli stabilimenti. Si arriva con questo accordo in Fiat a introdurre una limitazione dei diritti costituzionali. Agli operai è impedito di scioperare. Un diritto fondamentale che fu conquistato anche dai lavoratori della Fiat nel 1943, con gli scioperi della Fiat che diedero base di massa alla resistenza popolare del nostro Paese, che sfociò con la lotta di liberazione nella conquista della Costituzione repubblicana e democratica, che mise al primo punto il diritto al lavoro e l'idea della Costituzione repubblicana fondata sul lavoro. Proprio in questo luogo simbolo questo diritto viene cancellato, cioè una lesione profonda a un diritto costituzionale che è nato proprio in Fiat e che adesso la Fiat intende cancellare. Per dire in sostanza, insomma, che dalla crisi si tenta di uscirne con un'operazione che cambia i rapporti sociali nel Paese a danno del lavoro dipendente. Ed è, per quanto ci riguarda, invece straordinario il fatto che rispetto a questa situazione pesantissima i lavoratori della Fiat abbiano risposto in maniera straordinaria. Hanno risposto al referendum che era stato imposto dalla Fiat, che voleva fosse avvalorata questa impostazione padronale, con un dissenso esplicito della stragrande maggioranza dei lavoratori del cuore della fabbrica, dei lavoratori produttivi, che hanno detto per il 46% no a questa ipotesi. Hanno detto no a un'ipotesi che vuole contrapporre i diritti al lavoro, che indica un percorso di uscita dalla crisi che è tutto contro i diritti dei lavoratori, e cioè un'idea che ci possa essere sviluppo in questo Paese contro chi lo determina, e cioè contro i lavoratori. Questa cosa è stata straordinaria e importante, lo è stata soprattutto per un fatto, perché è stata una prova di dignità del lavoro ed è stata una risposta anche di resistenza operaia. Di fronte a un'offensiva inedita, insisto, che ha proprio i tratti di un'offensiva inedita, di fronte a un isolamento che sembrava toccarsi con mano in Fiat, perché quei lavoratori avevano contro dal sindaco di Torino a tutto il governo di questo Paese, la Federmeccanica, gran parte delle forze politiche e istituzionali, quei lavoratori da soli hanno trovato il coraggio e la dignità per dare una risposta di questo tipo. Ecco, nasce da qui una grande speranza che, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la FIOM, abbiamo voluto tradurre in una rinnovata capacità di iniziativa e di mobilitazione. È chiaro a tutti che il modello che viene proposto in Fiat è un modello di società, non è un modello che riguarda esclusivamente quei lavoratori, quell'azienda. Chi pensasse questo si illude. Il modello è quello, come si dice, di una società più ingiusta. Già viviamo noi in un Paese nel quale la crisi ha dimostrato un dato, come si dice, abbastanza evidente, era su tutti i giornali in queste settimane. Il 50% della ricchezza reale di questo Paese è nelle mani del 10% delle famiglie più ricche.
Il 10% della ricchezza è invece distribuito fra il 50% delle persone più povere. Le disuguaglianze crescono e crescono sempre di più se l'idea della Fiat è un'idea che si afferma nel nostro Paese. Noi vogliamo rispondere a questo modello che ci viene proposto dispiegando il conflitto democratico in questo Paese, di cui c'è bisogno. C'è bisogno perché altrimenti la crescita e lo sviluppo saranno fondati sull'iniquità, sul fatto che le persone che lavorano avranno sempre meno diritti, sul fatto che si può violare addirittura la Costituzione, sul fatto che, come dire, il lavoro, come diciamo noi, se non ha diritti rischia di essere schiavitù. Allora lo sciopero generale è per noi importantissimo. È importante che il 28 di questo mese riusciamo a svuotare le fabbriche e riempire le piazze, ed è quello che ci accingiamo a fare. Abbiamo notato in queste settimane, facendo assemblee in tutti i luoghi di lavoro e facendo gli attivi dei nostri delegati, che c'è molto entusiasmo tra i lavoratori, perché questa risposta dei lavoratori della Fiat ha, come dire, insomma, dato un segnale, ha riacceso la speranza che insieme, come diciamo spesso, ce la possiamo fare. Credo che il 28 sarà una grande iniziativa di lotta, sarà una grande manifestazione. Noi faremo la manifestazione a Padova. Credo che il 28, per quanto ci riguarda, debba essere l'inizio di una ripresa di conflittualità più generale. Di fronte ai problemi che ci vengono posti, di fronte, la vogliamo proprio usare questa espressione, all'immoralità di un governo che mercifica tutto, che non ha valori, che non ha più il senso della giustizia e tantomeno il senso della giustizia sociale, noi pensiamo che ci debbano essere proprio risposte all'altezza dei problemi che ci vengono posti. Per questo abbiamo chiesto più volte e continuiamo a insistere perché dopo lo sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici ci sia lo sciopero generale di tutti i lavoratori italiani.